Il centro tamponi di Pelestrina, aperto da RUS 3 Serenissima, è un grande passo avanti, ma ora che c'è, ha bisogno di un potenziamento. La richiesta porta la voce ufficiale del delegato del sindaco alle isole, Alessandro Scarpa Marta. È stato aperto il punto tamponi anche nell'isola di Pelestrina, un ringraziamento al personale sanitario che sta lavorando e al direttore dell'ULS. È anche vero però che la popolazione chiede che ci sia un potenziamento, specialmente al pomeriggio, con la figura di un infermiere per poter soddisfare le esigenze di 4.000 abitanti. Spesso si formano delle code e quindi c'è bisogno di potenziare il servizio. Oltre che appunto al centro tamponi qui in distretto sanitario, che fa i tamponi molecolari e di terza generazione. Scarpa guarda anche alle altre isole in questa emergenza Covid, da Murano, Le Vignole fino a Sant'Erasmo. C'è in isola anche la possibilità di fare i tamponi normali in farmacia dell'Ames. In questo caso è aperto per 4 giorni a settimana, grazie appunto alle segnalazioni dei cittadini, all'interessamento dell'Ames e della municipalità e del Comune di Venezia. È importante anche risolvere il problema nelle isole della Laguna Nord, presso il distretto sanitario di Murano, per fare in modo di soddisfare le esigenze delle isole di Sant'Erasmo, di Burano, delle Vignole e di Murano. Quindi va trovata una soluzione anche presso il distretto sanitario di Murano, sperando appunto che la situazione si risolva il prima possibile.